E allora vediamo insieme un contributo, perché ricordiamolo, molti non erano a conoscenza o l'hanno dedotto eccetera. C'è stato uno sciopero anche importante sabato che ha riguardato gli operatori, i lavoratori del settore del commercio, in modo particolare la grande distribuzione, perché non c'è stato un rinnovo del contratto da moltissimo tempo, perché effettivamente non vedono spirali in un reddito che è alquanto basso e risicato nella ripresa. Per chi, per come, per cosa, quindi ce lo spiegherà bene e quindi lo vedremo anche alla luce di quanto è stato esposto i nostri ospiti, quindi le parti sociali. Poi abbiamo anche il presidente di Confcommercio che quindi ci può dare delle ragioni, perché secondo me abbiamo fatto insieme un ragionamento, mi ha dato delle spiegazioni fuori onda, ci sono cose che forse chi non opera nel settore non riesce a ravvedere. Vediamo il contributo dell'intervista che è stata fatta ad Emilio Viafora. Questa improvvisa, inattesa comunicazione da parte di Metro nel mentre si stava discutendo il contratto integrativo aziendale, a dimostrazione che questo grande gruppo internazionale, multinazionale, che per 35 anni ha operato in Veneto e soprattutto a Marghera, dall'oggi al domani considera che può chiudere senza colpo ferire, mettendo per strada 70 lavoratori a cui bisogna aggiungere quelli dell'indotto, delle mense, delle pulizie. È una cosa inaccettabile che non faremo passare. Segretario, oggi lo sciopero e la manifestazione perché? Perché vogliamo il contratto. Dopo 24 mesi di inutili trattative è venuto il momento di avere un contratto che sia rispettoso dell'orario, dei diritti delle persone alla maternità, che si dia un riconoscimento economico perché i lavoratori hanno perso salario, che non si usi la flessibilità per smontare ogni forma di organizzazione della vita delle persone e per affermare un diritto, come dire, a cui le persone non possono rinunciare, che è la dignità nel lavoro, la dignità, il rispetto, un lavoro che sia sicuro e che soprattutto assicuri un salario adeguato. Dobbiamo imparare ad alzare la testa. Allora, questa è la manifestazione, cominciamo con lei Marchidas Moccia, una manifestazione importante ma soprattutto in un momento in cui si diceva forse stiamo andando avanti, stiamo superando la crisi, c'è stata la notizia, poi nessuno di noi conosce bene dietro le quinte di questi licenziamenti, la chiusura della metro, questo grande gruppo, e non solo, poi abbiamo anche altre grandi aziende multinazionali che hanno detto lasceranno a casa molti dipendenti. È un qualcosa che comunque è destabilizzante nel sentire collettivo, ancora più poi per i lavoratori. La situazione di Metro è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno. Quindi anche voi non conoscevate un No, perché Metro aveva nei mesi scorsi aperto una procedura di mobilità a livello nazionale per alcuni punti vendita e il negozio che abbiamo sul territorio, che è il Arubano, era fortunatamente uscito dalla procedura senza delle perdite di posti di lavoro e quell'incontro era un incontro che doveva servire a ragionare sul rinnovo di un contratto integrativo. E quindi tutto ci si aspettava tranne che una notizia come quella, per quello dico che è arrivato davvero come un fulmine a ciel sereno, perché la chiusura di un negozio come perché quello, c'è crisi, per mancate vendite, quindi sostanzialmente Metro decide di chiudere il negozio di Marghera, che è un negozio storico in cui i dipendenti sono dipendenti che hanno anzianità di servizio e anche anzianità anagrafiche, perché non è dato di poco conto, dicendo appunto che la motivazione fondante è quella dello scarso rendimento del punto vendita. È una motivazione che portano, circa una settantina di dipendenti. E le ultime assunzioni fatte da Metro risalgono a diversi anni fa, sono tutti dipendenti che hanno davvero anzianità quindi importanti. c'è difficoltà di ricollocamento. Ma sicuramente c'è una grossa difficoltà di ricollocamento e il problema adesso è naturalmente scotta molto perché il Metro ha appena dato la notizia. Sono tante però le aziende della grande distribuzione che nell'ultimo periodo
stanno facendo operazioni di questo tipo, chiusura di grossi negozi. A fronte di dati positivi, perché noi continuiamo a vedere che la GDO ha dei segnali importanti rispetto al commercio, del piccolo commercio, per intenderci, dopo ci si dirà Zanon. Sembrerebbe una cosa positiva per il piccolo per la piccola commercio. distribuzione, ma esatto, però Zanon dice di no. Esatto. Arriva fuori tempo, sì. Il problema appunto è che le aziende della grande distribuzione, Metro in questo caso con un'operazione molto pesante, però insomma sul territorio ne abbiamo viste altre di situazioni così, abbiamo visto Billa non poco tempo fa, multinazionale anche quella, ha preso dal territorio tutto ciò che poteva prendere dal territorio e anche dai lavoratori che aveva occupato, salvo poi a un certo punto decidere che aveva portato a casa tutto ciò che poteva portare a casa e senza... Quali sono i motivi però, se in effetti c'è un aumento? C'è un aumento che probabilmente però non soddisfa le aspettative di queste grandi aziende. Se tanto voglio portare a casa... È una storia particolare per chi lo sa, cioè nel senso che non è che si può andare a acquistare direttamente. Metro vende solo esclusivamente alle partite IVA. Infatti volevo proprio questo, perché vuol dire che credo c'è dietro che qualche una delle cosa ragioni del soffra... fatto che abbiano perso fette di mercato sia proprio questo. Tra l'altro un'area, quella di Marghera, dove c'è una concentrazione di centri commerciali da far paura, che ha impoverito il centro città di Mestre, che ha distrutto il tessuto del piccolo commercio, di negozi di vicinato di Mestre, ha creato queste grandi distese di capannoni dove in realtà più che creare posti di lavoro sono creati delle grandi operazioni immobiliari e adesso con la crisi e la situazione stiamo pagando i conti. Però non riguarda solo Mestre, no? No, riguarda solo Marghera? Lì è molto evidente, diceva correttamente lui, quello è Metro a Marghera ha aperto credo fine anni 70, quindi è un'azienda storica, il primo grande, chiamiamolo così, centro commerciale, anche se in realtà, ripeto, era destinato solo alla vendita per coloro che hanno le partite IVA, ma se oggi uno va lì, trova la nave di Vero con il nuovo centro commerciale, c'è Panorama, si sposta un po' più avanti, 2 chilometri più avanti c'è lo Shan, c'è l'Alessandra Marcon, cioè c'è una realtà di grande distribuzione che è spaventosa, per carità. Per quanto ricchi possiamo essere, non è che tutti poi possono andare là a spendere e espandere. È chiaro che arrivi a un punto di rottura tale per cui ovviamente anche Metro, avendo un mercato abbastanza limitato, probabilmente non ce la fa più. Ecco, nelle vostre valutazioni, nei vostri calcoli, eccetera, questi licenziamenti, adesso questo della Metro è recentissimo, però ce ne sono stati anche altri appunto nel periodo, sono stati valutati, quindi controbilanciati? No, ovviamente i nostri sono dati di previsione ed è chiaro che se tu vai a chiedere ai dipendenti di Metro che dopo 30 anni di lavoro si vedono dall'oggi al domani lasciati a casa, che poi dire a questi che la ripresa è in atto, la senti la ripresa, è chiaro che ovviamente le nostre sono previsioni, sono indicazioni di massima, da qua a un anno o due non tiene conto del dato congiunturale. E quindi però c'è un problema serio anche nel settore del commercio, soprattutto nella grande distribuzione. Ripeto, se voi andate nella zona di Mestre e Marghera, cioè è una cosa insostenibile, nel senso che a un tiro di schioppo c'è un centro commerciale, c'è una grande area, cioè non è che poi pensi, cioè Auchan ha raddoppiato, cioè la superficie, che anche Auchan è un centro commerciale storico, Valle Center lo stesso a Marcon, cioè non è che puoi pensare che si amplia, si cresce e la gente è lì che spende e espande, non è così. Le piccole partite IVA dei centri storici che hanno chiuso, cioè il piccolo alimentare che andava alla Metro non c'è più perché l'Auchan l'ha surrogato, cioè trova magari la possibilità anche nei grossi centri commerciali. Automaticamente Metro ha perso la sua funzione. Sì, Lorenzo. Qui però occorre fare una valutazione rispetto alla natura della crisi che abbiamo attraversato, perché quello che sta succedendo nella grande distribuzione organizzata viene dopo 2 o 3 anni nel quale ci hanno chiesto come ai lavoratori di lavorare anche la domenica, il sabato, di notte fra poco, no? Come se la possibilità di un'espansione infinita fosse dietro l'angolo. In realtà dietro a questo tipo di richieste c'era una concorrenza spietata all'interno di queste grandi aziende per rimanere sul mercato, perché, e allora adesso vengo alla natura della crisi che riguarda adesso il settore del commercio, ma prima ha riguardato l'industria e si sta completando questa prima fase della globalizzazione, i primi 7 anni, è quello che il sistema italiano produttivo e commerciale ha dovuto riadeguarsi in termini di capacità di concorrenzialità con
con i prodotti globali, no? In cui sostanzialmente hanno concorso in paesi a basso costo del lavoro, a petrolio gratis, e allora dentro a questa cosa qua la ristrutturazione del sistema produttivo e anche del sistema commerciale era volto ed è volto a recuperare efficienza. Ovviamente, e questo è l'altro aspetto da cui noi partiamo, molto di questo tentativo di recuperare efficienza, adesso non lo so se sia completato, nell'industria secondo me abbastanza. La prossima fase è quella di fare prodotti nuovi, perché se continuiamo a produrre frigoriferi è dura, no? Ma questo se vuole. Quello che è avvenuto è che però il conto è stato largamente mandato a chi lavora, ai lavoratori. Cioè dentro questo processo di grossa trasformazione, attenzione, non escludo e non metto tra parentesi tutti gli imprenditori. Abbiamo vissuto nel nord-est una fase maledettamente complicata, con suicidi e cose di questo genere, non voglio assolutamente far venire meno questa cosa qua riguardo, però tra i lavoratori il costo da pagare, anche Zabè adesso ha dato un dato rispetto alla disoccupazione che ahimè secondo il mio punto di vista è ancora troppo ottimistica, no? Ha parlato del 6,5%. Presumibilmente non ha incorporato il fatto che molti lavoratori non sono iscritti alla disoccupazione ma sono in cassa integrazione straordinaria ed è la coda brutta di una crisi che non è passata del tutto per chi lavora. Quindi sotto questo profilo la situazione è diventata molto più complicata per un lavoratore in cui ci sono due problemi. Il primo che è quello, e sono tutti sotto gli occhi di tutti, il primo riguarda la quantità di lavoro. Noi parliamo di disoccupazione e cominciamo a vedere quanti numeri, quanti hanno perso il lavoro, e poi è la qualità del lavoro. Cioè la prestazione lavorativa, chi lavora dentro questo contrasto maledettamente difficile e complicato è stata la parte più debole. Noi abbiamo detto siamo d'accordo con la flessibilità, ma non siamo per niente d'accordo con la precarietà, dove elementi che citava la collega relativamente al rinnovo del contratto di lavoro, relativamente a determinati diritti, relativamente all'orario di lavoro, rispetto all'organizzazione del lavoro, rispetto ai rapporti di lavoro, non c'è alcun dubbio che c'è stato un notevolissimo peggioramento della qualità del rapporto di lavoro. Quindi pochi lavoratori e messi abbastanza male. Quindi sotto questo profilo è chiaro che la crisi è diventata una cosa estremamente pesante e se mi consentite, mai come in questo periodo mi sono sentito uno stregone, nel senso che mi domandano previsioni e stregoni che fa previsioni, cioè voglio dire, e poi come stavamo abbondantemente dicendo sono previsioni che si basano sullo 0, allora chiedo a Zabeo ma credo che sia abbastanza. Se non c'è una ripresa di almeno il 2%, gli effetti sull'occupazione sono maledettamente poco significativi. Volevo aggiungere solo una cosa. Sì, sono poco significativi e quindi anche dentro a questa cosa qua ha ragione quando uno dice ai lavoratori ma guarda, voi vedete la ripresa, e poi quando vedono la ripresa succede qualcosa che ha gli estremi anche della paradossalità e cito un dato che riguarda il nord-est, Electrolux. In questo periodo l'Electrolux c'è la gente che mi chiede di lavorare il 15 di agosto e contemporaneamente lo stesso giorno c'è la gente che è in cassa integrazione. Cioè la compresenza di situazioni che apparentemente si dovrebbero elidere e invece rimangono tali. Sa cosa? Che però quello che percepisco è che secondo lei imputa questa difficoltà della grande distribuzione, io vado sul fatto che i lavoratori in qualche maniera sono stati, tra virgolette, stressati nel lavorare anche la domenica. Ecco, mi sembra che il conto di cui parla lei sia questo, cioè il fatto che sia stato tirato a discapito poi di quella che invece la grande distribuzione si è fatta la guerra tra di loro. Ho capito bene io. Oppure a scapito dei lavoratori e della piccola distribuzione. Su questo questo passaggio qua, è importante questo passaggio qua. Io sono sempre stato per non l'apertura. No, perché i grandi soloni dell'economia dicono più aperto tieni, più fatturato fai. Perciò alla domenica aperto. Però poi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Io invece sono sempre stato del contrario e forse me ne daranno ragione con il tempo. Vi ricordate quando l'ENI aveva fatto quello sconto sulla benzina che da sabato pomeriggio alla domenica alle 12? Proprio perché era fatto tutto il sistema self-service, tutto quanto in poche ore ed era stato, diciamo così, concentrato, si poteva utilizzare un prezzo talmente significativo che c'erano le persone che facevano la coda al distributore. Assolutamente.
Allora facciamolo anche nella grande distribuzione. Mi dispiace andare contro i lavoratori, però facciamogli fare un po' di più di festa, qualche lavoratore in meno, perciò meno costi, ma diamo il prodotto al prezzo giusto. Non devo dare il prodotto perché prima devo mantenere il sistema e poi allora così si diventa competitivi. Non è che lavorando la domenica mi danno più lavoratori. Purtroppo non stiamo parlando di produttività, non stiamo parlando di produttività, ma non è che produttività è una cosa, il commercio è un'altra. Esatto. Poi do ragione al collega che è qua seduto questa sera. Dobbiamo dimenticarci il grande diciamo così, crescita economica che abbiamo avuto, perché l'edilizia, una casa per ciascuno, ormai l'82% dei proprietari di casa c'è. Non è che possiamo inventare, anzi con il cambio generazionale avremo dei nipoti che si troveranno la casa del nonno, la casa dello zio, che non si è sposato, potrebbero permettersela ma che non si possono neanche permettere di mantenerla. Assolutamente. Perciò ci sarà diciamo, un'entrata nel sistema edilizio così, di offerta di case che hanno 50-60 anni non da poco conto. Voglio sentire Zanoni. Sì, una battuta perché poi andiamo in pubblicità e poi sento Zanoni. Sì, prego. Dicevamo prima, parlavamo dell'occupazione in crescita. Bisogna giustamente però tener conto anche della qualità dell'occupazione, perché se io guardo i dati sull'occupazione nella grande distribuzione, reddito di cittadinanza 780 euro. 900 circa quello che prende un... Stiamo parlando per la maggior parte di occupati che anche se sono stati assunti e stabilizzati, anche se sono comunque dei part-time, se arrivano a 20 ore è tanto, stiamo parlando per la maggior parte di personale femminile, quindi abbiamo un problema anche rispetto alla qualità dell'occupazione. Mi conviene prendere l'indennità di disoccupazione, esatto. Ma dopo non rientra più nel mondo del lavoro. Infatti. Allora, pubblicità, pochi secondi, poi sentiamo il Presidente Zanon.